un'opera che aumenta l'appeal dell'Interporto e soprattutto per il suo sviluppo come retroporto di Trieste. Sì, è un'opera che attendevamo da tempo e adesso siamo in grado di poter dire che anche questa parte di infrastruttura ha completato ormai il percorso dell'Interporto di Cervignano. L'Interporto di Cervignano, così come abbiamo spiegato fin dall'inizio del nostro mandato, è inserito dentro lo schema, la rete degli interporti collegati con i nostri porti più importanti, e quindi il porto di Trieste in particolare, il porto di Monfalcone e poi Porto Nogaro. Il nostro obiettivo è creare questa piattaforma logistica utilizzando tutte le infrastrutture che già abbiamo, ovviamente migliorandole come abbiamo fatto oggi, e quindi metterle in rete e far sì che il traffico sia un traffico intermodale su ferrovia, su strada, su nave, ma evidentemente sfruttando tutto quello che sono le opportunità del Friuli Venezia Giulia.